Buongiorno a tutti. Innanzitutto questo binomio riparte in un giorno importante, perché oggi è il 5 luglio e quasi 30 anni fa, insomma, c'era l'arrivo di 40 anni fa, c'era l'arrivo di Maradona, 38 oggi, e quindi potrebbe essere buon auspicio per questo rapporto, diciamo, anche con il calcio, che tutti si sperano che possa ogni tanto partire, ma noi proseguiamo per la nostra strada e guardiamo le nostre cose. Oggi ripartiamo con Givova perché avevamo iniziato noi 4 anni fa con Givova, poi non ci eravamo trovati bene, siamo passati a un altro sponsor tecnico, però abbiamo sempre mantenuto i contatti con loro perché per noi è importante dare risalto alle società campane. Queste società campane che devono unirsi, fare sinergia tra di loro e far sì che la Campania possa iniziare ad avere una certa importanza a livello sportivo e in tante altre missioni che portano avanti. Loro sono in tante anche nel mondo dello spettacolo, in tante cose si prodigano e stanno crescendo tanto, quindi per noi era fondamentale andare a riprendere questo discorso e a crescere insieme, fondamentalmente in questa crescita, anche perché loro sono anche sponsor scafati, quindi c'è questa diciamo, sinergia anche con loro, questo riavvicinamento, questa crescita anche di scafati. Avere 2 squadre campane in Serie 1 quest'anno ci dà un motivo di orgoglio, perché finalmente la Campania ricomincia a far parlare tanto di sé, cosa che fino a 3 anni fa forse ci continuavano solamente a dire che eravamo bravi a fare la squadra e a morire nel giro di 2 o 3 mesi. Ora stiamo dando dei segnali importanti, che si sta creando una struttura, io non parlo solo di Napoli ma anche di Scafati, che possa essere importante per tutto il mondo cestistico. Quindi veramente siamo contentissimi di questo ritorno al passato, come si può dire, e insomma chiedo a Giovanni anche lui di dire qualcosa. Volevo anche salutare, prima di dare la parola al Presidente della Givova, Giovanni Canfora, l'amministratore delegato della Givova, che non è potuto essere qui ma ci manda i saluti e noi ricambiamo l'avvocato Pino Lodovico, che salutiamo con grande piacere. Voglio anche ringraziare e salutare il responsabile marketing, ovviamente Nicola Tolomei della Napoli Basket, che è un po' il regista ovviamente di questa operazione. Nicola è qui con noi presente. Prego Presidente. Buongiorno a tutti, caro Presidente Grassi, caro Federico, grazie dell'accoglienza in casa Napoli Basket. Siamo orgogliosi e felici di condividere questo percorso di sponsorizzazione tecnica. Hai parlato di sinergie imprenditoriali, di sinergie di aziende che si riuniscono più forti di prima, con la chiarezza assoluta di portare dei progetti seri e strutturati affinché con umiltà, dedizione e passione, non solo sportiva ma anche imprenditoriale, abbiamo un riscatto della nostra terra, un riscatto sportivo del nostro territorio. Avere 2 squadre in Serie A di basket oggi è una dimostrazione che quando ci si siede con chiarezza assoluta e si dispongono le strategie di percorrere in condivisione, si ottiene un ottimo contratto di sponsorizzazione tecnica, un ottimo contratto di main sponsor. Noi siamo fortemente legati al territorio, anche con una visione internazionale, ma è giusto che Givova dia linfa vitale a tutte le associazioni sportive affinché creiamo un polo sportivo in Campania, ma non solo per le prime squadre, anche per le academy, cosa fondamentale è linfa vitale di tutte le associazioni sportive, perché il palazzetto, il campo sportivo deve essere un momento di aggregazione culturale, un momento di aggregazione sportiva per gli sportivi, per le famiglie e per tutti i bambini, un momento proprio di interscambio e stile di vita. Noi siamo qui, è un percorso che ci crediamo, disponi realmente e lealmente di tutto quello che occorre per il Napoli Basket. Giustamente porto anche
Gli saluti, come dicevi, in presentazione dell'amministratore che ha creduto tantissimo in questo connubio di due società di A1. Era arrivato il momento di dimostrare che le associazioni sportive, il basket, siamo a carattere nazionale e due squadre che si confrontano non solo sportivo ma anche tra dirigenti. Questa comunicazione tra le due squadre porterà un successo sportivo e un successo di stile di vita, di comunicazione, perché se noi facciamo squadra veramente siamo forti. Ti ringrazio di nuovo per la condivisione di questo percorso e sarà l'inizio di tanti nuovi progetti col Napoli Basket. Mi aiuti a dire, hai aperto un discorso importante che è quello delle giovanili. Noi ci crediamo molto nel settore giovanile, ci crediamo molto a creare un'academy fondamentale per questa regione, cioè fare un'eccellenza al sud a Napoli sarebbe una delle cose più importanti da fare. Noi speriamo nel tempo che anche tutte le società che possono avvicinarsi a noi possano vestire Givova e quindi avere una sinergia in tutto quello che andiamo a fare. Io ci credo molto in questo, perché questo ci permette di aiutarci tra di noi e dare la possibilità a tutti quanti, a tutta la Campania, di avere un marchio importante che possa vestirla. Quindi questo diventa fondamentale. Io ci credo molto. Quest'anno abbiamo fatto le finali nazionali con l'Under 19 dopo appena 3 anni di costituzione delle giovanili, con 2 anni di Covid, quindi comunque è un momento importante. Io vorrei, Gianlo, scusami, vorrei cogliere un attimo. Un attimo soltanto, volevo fare prima la foto. Sì. Ovviamente c'era una consegna da parte del Presidente e quindi volevo immortalare. Sì, allora ci alziamo. Allora, questa è un omaggio nel connubio. Sì. Perfetto. Ok. Grazie. Mi sono permesso. No, grazie a te. Prego. Allora, nel frattempo che stavamo parlando, quindi può essere un esito fortunato, vi posso dare una notizia in diretta. Aspetta, perché non c'è? Non ti avverto, questa è una cosa senza che tu sai niente, quindi possiamo dire, perché ho avuto un messaggio dal direttore sportivo, è tornato firmato il contratto di Jaco Ray Williams, giocatore che stava a Trento 2 anni fa, che era andato all'estero, quindi torna in Italia grazie al Napoli Basket. Sarà il 5 che stavamo aspettando. Quindi questa è una notizia che possiamo dare in diretta. Da questa notizia mi ricordo... ufficiale, È ufficiale. il comunicato Possiamo far uscire il comunicato. in tempo Da reale. questa notizia vorrei rilanciare la campagna abbonamenti con l'hashtag ricomincio da te, ma oggi possiamo dire ricomincio da voi, da Givova, che stava con noi appena iniziato e non stava al palazzetto, e questo sto arrivando. Noi stavamo a Casalnuovo quando abbiamo fatto il primo anno, quindi non eravamo neanche al palazzetto. Quindi possiamo chiedere ai tifosi, continuo a chiedere di credere nel progetto Napoli Basket, di credere a tutto quello che stiamo facendo. Chiaramente stanno voci contrastanti, però noi stiamo seguendo una strada importante, e questo acquisto di oggi secondo me dà risalto a quello che sta facendo il Napoli Basket. Quindi continuo a chiedere, è partita molto bene la campagna abbonamenti, continuo a chiedere di starci vicino e di provare a arrivare a quel numero che spero possiamo arrivare, che è circa i 600 abbonati, che sarebbe già un grandissimo risultato per Napoli. Lo so che si chiede uno sforzo enorme ai tifosi napoletani, perché comunque sono sempre dubbiosi, giustamente, perché dopo 10 anni di fallimenti comunque c'è sempre un dubbio minimale. Quindi penso che oggi l'asta di oggi ricomincio da voi come Givova e da voi come tifosi. Allora,
Ovviamente immediatamente i nostri amici sono andati a cercare subito notizie, abbiamo impreziosito ulteriormente già questa conferenza stampa di grandissimo interesse per la Givova, quindi domani il risalto sarà ancora maggiore perché unitamente nell'ambito della conferenza stampa della Givova abbiamo annunciato il pivot Williams. E allora a questo punto immediatamente do la parola ai miei amici colleghi che avranno qualche curiosità, non so chi vuole iniziare, se inizia Lucio Pengue, Radio Dischi, la nostra radio ufficiale, caro Presidente Campo, abbiamo grandissima ovviamente. Allora, innanzitutto volevo fare una domanda a Giovanni Acanfora per quello che riguarda anche la visibilità della Serie A, se avete già disegnato la maglia e quali possono essere i vantaggi per i tifosi del Napoli Basket di questo abbinamento Givova-Napoli Basket. E poi il Presidente Grassi, come è arrivata la scelta di Williams, dopo quale tipo di valutazione? Per quanto riguarda la casacca, rispetterà fortemente i colori sociali, sarà fortemente innovativa e riporteremo l'identità napoletana sulla maglia, in accordo con il Presidente Grassi, in accordo con tutto lo staff. Stiamo esaminando con la massima attenzione perché vogliamo dare la massima visibilità col più bel prodotto che possono indossare i giocatori. Questo è anche un motivo di orgoglio nostro, di dire il Made in Naples, che siamo bravi, di riportarlo sul prodotto, sulla maglia e legare non solo lo sportivo ma anche il tifoso ai valori essenziali dei colori sociali e di alcuni particolari che rappresentano l'identità napoletana. Per quanto riguarda i tifosi è tutto in itinere, potrebbe essere anche un percorso che posso lanciare un'idea, mi auguro condivisa dal Presidente sulla campagna abbonamenti. Io lancio adesso l'idea per gli abbonati di trovare una condizione immediata di lasciargli un cadeau per i primi abbonati o per i primi 600 abbonati o per tutti gli abbonati, per dimostrare che Givova crede nel Napoli Basket, crede nei suoi progetti e crede nelle persone che rappresentano questa squadra, perché dietro una squadra di basket o dietro una squadra sportiva noi dobbiamo sapere che ci sono degli imprenditori, dei professionisti che dedicano risorse intellettive, risorse finanziarie per portare nella città di Napoli uno sport ad altissimo livello. Grazie. Sul discorso merchandising, tanto ringrazio Giovanni di questa idea che secondo me può essere piacevole per tutti i futuri abbonati. Stiamo provando a ripartire con un merchandising un po' più forte, vorremmo fare di nuovo un negozio all'interno del palazzetto che diciamo un po' ci è stato bloccato ai tempi del Covid, però avendo poi Givova così vicino, essendo del territorio, è anche più semplice rifornire un negozio che quando stanno le partite possano i tifosi andare a comprare quello che più gli fa piacere a dei prezzi comunque competitivi rispetto chiaramente ai prezzi del calcio. Le magliette costano tanto. Per quanto riguarda quanto riguarda Williams, Alfredo. È arrivato anche il nostro amministratore delegato Alfredo Amoroso, prego Alfredo. Eccoci qua. Abbiamo annunciato un giocatore nel caso. Voglio dire, ma io l'ho saputo in diretta. Molto bene, Giovanni. Per quanto riguarda Williams, tutta la campagna acquisti sta in mano al direttore sportivo e all'allenatore. È un profilo che all'allenatore piace molto per come gioca a Buscaglia, quindi diciamo stanno facendo un ottimo lavoro, anche perché stiamo facendo una squadra con una media abbastanza più giovane rispetto a quelle fatte negli anni scorsi, quindi stiamo lavorando per portare a termine le ultime pedine, però non dico altro perché tanto sanno. Non esageriamo, voglio dire, non esageriamo. A Marcello Ottanura glielo diamo, grazie Danilo, il microfonino per fare sentire la domanda. Vai. Allora,
perdonatemi, ma non sono tecnologico. E due domande flash al Presidente. Se puoi fare un punto della situazione o un po', diciamo, di chiarezza sulla questione Parks Venezia, e poi hai parlato di completamento, insomma, del roster. C'è anche l'idea di puntare su qualche italiano, magari, insomma, un italiano di spessore che possa spostare gli equilibri? Allora, partiamo dall'italiano. L'italiano di spessore al momento a Napoli non possono venire, perché purtroppo il nostro budget deve comunque seguire determinati canoni, quindi è difficile portare a Napoli un italiano forte che parte da una base di almeno 250.000 euro netti, quindi sono importi che ancora noi come Napoli Basket non ce li possiamo permettere. Quindi diciamo, il nostro gruppo italiano è formato, mancherà, diciamo, la parte dei ragazzi fondamentalmente che si aggregano alla squadra. Per quanto riguarda Parks, mi dai spunto per dire determinate cose. Sono uscite un sacco di sciocchezze, che il buyout al 22 luglio, che tutte le varie cose. C'è un dato di fatto, lui ha rinnovato, aveva una possibilità di uscita, ha un'offerta molto molto importante da Venezia. Noi non tratteniamo nessuno perché capiamo che può essere un'esperienza, noi più di determinati importi ai giocatori non possiamo dare. Abbiamo fatto uno sforzo con Parks, ha avuto un importo ancora molto più grosso rispetto a quello di Napoli. Io non trattengo nessuno diciamo controvoglia, cioè se vuole andare a fare questa esperienza avendo una coppa è giusto che la vada a fare, quindi se si arriverà a concretizzare il tutto. E noi eravamo coscienti che potesse succedere questo, speravamo di no, però ripeto, non teniamo nessuno tra i giovani. Per me un ragazzo, se non vuole andare, non è che devo stare lì a vedere il cartellino e le cose, quindi per me nel momento in cui uno non ha più voglia perché vuole fare un'esperienza più importante, nel caso di Parks, è giusto che vada per la sua strada. Quindi questo può succedere da un momento all'altro e noi ne siamo coscienti, stiamo operando per trovare poi il sostituto nel caso di Jordan. Lo avremo come avversario, lo saluteremo quando viene, lo ringrazieremo per tutto quello che ha dato a Napoli in questi 2 anni. Ma ripeto, i matrimoni si fanno in 2, nel momento in cui uno non è contento non si può obbligare a rimanere. Vedo tanti tifosi che dicono no, non si tocca, non parte, non fa. Non siamo noi a deciderlo, è il mercato, non ci arricchiamo da queste soluzioni, non è il calcio dove puoi andare a fare degli investimenti oppure dei ritorni, quindi è solamente un cambiare e far sì che la nostra squadra possa essere più forte prendendo altri giocatori che, ripeto, come la stanno costruendo il direttore sportivo, il general manager e il presidente, possano creare una squadra che possa far divertire il pubblico napoletano. Ok, Stefano, preso Simone, Martino. Approfitto della presenza di Alfredo per chiedere, come dal punto di vista della sponsorizzazione, quest'anno resta, diciamo, la Gevi come main sponsor, come title sponsor principale, o insomma ci sono altre cose in pentola? No, restiamo noi come title e a me fa piacere perché, diciamo, noi come title ci tengo a precisare, a sottolineare GLS e Grad come main sostanzialmente, no? Perché sono le società che hanno dato vita a questo progetto e che adesso stanno cercando di confermarsi, quindi affiancando in maniera sempre più forte quello che è il nostro brand a quella che è la realtà sportiva del territorio di Napoli, e pian piano si stanno avvicinando delle realtà sempre più importanti. Noi abbiamo iniziato questo sodalizio con Turkish, abbiamo anche parlato di MSC nelle scorse settimane e sempre più importanti player territoriali, ma devo dire non solo, si stanno accorgendo della genuinità di questo progetto, no? Perché forse è una parola che nel nostro territorio va utilizzata più spesso e noi stiamo cercando di fare proprio questo, quindi rimaniamo con forza, rimaniamo con voglia. Gli investimenti comunque sono ingenti, sono importanti, non sono a livelli chiaramente delle squadre più importanti, non lo sono ancora, nel senso che strutturandoci, utilizzando una parola che spesso si dice in questo periodo, essendo sostenibili, l'idea è di arrivare negli anni a fare qualcosa di veramente importante, quindi per il momento, diciamo, i main title non sono questi, rimangono questi, ma va sicuro che sempre più aziende stanno entrando e quindi anche pian piano
l'asticella, come secondo me è giusto che sia, si dovrà alzare, quindi per rispondere alla domanda più semplicisticamente sì. Quindi diciamo che stiamo entrando ecosostenibili per rimanere in campo grave. Assolutamente sì. Esatto, a tutto tutto. Stefano, avevi finito? Faccio fare Carmelo Simone e poi Claudio. Ciao Presidente, immagino che ti sia sentito con Buscaglia in questi giorni, nel senso che a questo punto, diciamo così, con questi 4 colpi piuttosto importanti che il Napoli Basket ha fatto, Howard, Miscinè, Zanotti e adesso Williams, con Parks che ad oggi, al giorno d'oggi è ancora del Napoli Basket, il quintetto è praticamente fatto. Il quintetto di parte potrebbe essere, è chiaro che decide il coach, No, certamente. sicuramente manca un 2 e manca un 4 al momento, diciamo, pensando che Parks sia con noi, quindi sicuramente stiamo alla ricerca, stiamo aspettando, come notizie anche sono uscite, stiamo vedendo la Summer League, stiamo vedendo un po' di campionati, stanno al lavoro, perché ci piacerebbe avere un altro tiratore nel 2, quindi stiamo cercando qualcun altro. Credo che teniamo parecchi punti nelle mani, tranne Miscinò che è un giocatore che diciamo, tende più a smistare, ma lo stesso Edward, lo stesso Zanotti è uno che comunque i suoi punti li fa, quindi lo stesso Williams è uno che viaggiava a Trento a 16 punti di media partita, quindi insomma stiamo creando un buon roster. Sì, con Buscaglia ci sentiamo quasi giornalmente, anche se lui sta in Olanda, anche se ieri ci siamo stati contenti che ha perso, quindi va bene, sempre meglio che vinca l'Italia, anche per tutto il movimento, e lui è molto partecipe anche da fuori, c'è un continuo lavoro con i ragazzi da qua, perché ci sta Miscinò che questi giorni si sta allenando al palazzetto, quindi abbiamo Cavaliere che è il preparatore credendino più il preparatore sorrentino da fuori che stanno dando una mano per farlo allenare, con Buscaglia che supervisiona, con Pancotto che è l'altra entrata e secondo me ci dà una certa importanza e ci permette di stare tranquillo per il ritiro estivo, per preparare la squadra al meglio e poter essere un po' più protagonisti quest'anno. Noi diciamo sempre che quest'anno comunque Napoli deve arrivare a una salvezza tranquilla, cioè speriamo di non arrivare fino all'ultima giornata per ambire a questo risultato, anche perché se si arrivasse diciamo, un mesetto prima poi si continua a sognare, possono succedere tante cose, quindi esatto, quindi, però quest'anno sarà un bel campionato duro perché saranno tutte squadre attrezzate, sono tutte squadre che vogliono ben figurare e quindi sarà una bella lotta e secondo me sarà un bel campionato. Chiaramente ho 2 squadre nettamente superiori a tutte quante le altre. Venezia sta facendo un grosso roster, Tortona ha un buon budget, quindi diciamo sono tutte squadre che stanno un attimo più sopra di tutto il gruppo, però noi nel gruppo pensiamo di starci anche bene e poter dire la nostra. Potrebbe arrivare qualche spunto, ecco, magari proprio dalla nazionale olandese, ecco, che guida Buscaglia, ne avete parlato, magari qualche idea, ecco, parlavi di no, credo di no, perché comunque non andiamo a spendere un visto, ma comunque andiamo negli stranieri, quindi non penso che possa succedere qualcosa del genere. Poi se il coach vuole qualcuno ci proviamo, non è che ci fermiamo. Buongiorno, per il dottor Canfora, se per quanto riguarda la partnership con Givova, se magari avete intenzione magari di ritrovarci prima dell'inizio della stagione con un trofeo o comunque con uno scrimmage tra Scafati e Napoli, e per il presidente Grassi se un possibile sostituto di Parks può essere Elijah Stewart oppure se è un giocatore di cui ha parlato con coach Buscaglia per il 2 o per il 3. Grazie. Allora, Givova Scafati Basket, che in realtà siamo sponsor tecnici e main sponsor, e la Gevi Napoli Basket già legano i colori dei 2 main sponsor, il colore arancio, quindi che è anche il colore del title nostro. Perfetto. Quindi è l'inizio di poter creare le condizioni realmente, io sono veramente felicissimo e onorato, già avevo accennato al Presidente, di un incontro sportivo tra queste 2 realtà campane, un confronto sul rettangolo da gioco e creare anche
un evento per le tifoserie, perché la forza è di quello di dimostrare alle altre squadre del nord che le squadre della Campania sono compatte, hanno gli stessi obiettivi, vivono nello stesso territorio ed è anche giusto che ci sia una condivisione proprio sportiva, perché le famiglie e coloro che devono venire al palazzetto devono venire con la serenità di vedere un evento sportivo e che vinca il migliore, ma il migliore non solo come risultato, ma come stile proprio di vita e comportamentale. No, in questo momento non sappiamo ancora chi è nel caso il sostituto di Jordan. È chiaro che siamo vigili sul mercato, ci sono dei nomi papabili e nel momento in cui Jordan prendesse la decisione di andare via, sicuramente siamo pronti a sostituirlo con qualcuno che possa darci una mano e a essere forse anche meglio inglobato nel gioco che vuole fare Buscaglia. Guarda la questione Parks, c'è una deadline, la clausola d'uscita non era il 22 luglio, era al fine del mese di giugno, è stata prorogata. La deadline era il 30 giugno, però c'è un rapporto tra le società di rispetto tra tutte quelle che sono le società di Serie A e quindi noi nel momento in cui il giocatore può andare la deadline stiamo aspetteremo dei giorni, poi se questi giorni continuano ad andare avanti ci fermeremo anche noi, però io tendo a rispettare tutte le società, quindi più o meno abbiamo avuto un avvicinamento diciamo, a fine giugno, quindi ripeto, per me trattenere un giocatore che poi rimanga con non la voglia di dare tutto per questa maglia non la ritengo una cosa giusta, quindi se questo accade nei prossimi giorni va bene, certo non andremo più avanti di una determinata linea noi, ma mi diverte sapere che i tifosi sanno cose che noi non sappiamo, cioè la deadline al 22, ognuno prova a crearsi il suo modus operandi all'interno della società Napoli Basket. Noi quest'anno non ci strapperemo i capelli per trattenerlo, questo lo dico chiaramente, quindi però è chiaro che dall'altra parte devono velocizzare, questo l'abbiamo detto, perché noi poi dobbiamo vedere le nostre cose, quindi non è possiamo andare più avanti di tanto. E ripeto, ma non ci strappiamo i capelli perché non possiamo trattenere chi non vuole rimanere a Napoli, ma per un'opportunità importante che va a fare le coppe, perché prende una cifra importante dall'altra parte, quindi sono cifre che noi a Napoli, come ha detto prima anche Alfredo, non possiamo ancora andare a sostenere. Poi nel tempo uno cresce, fa i passi giusti e allora poi può essere pure che si arriva a competere con tutte le altre squadre, però i passi devono essere fatti in maniera giusta, bisogna divertirsi quest'anno, bisogna avere il pubblico delle ultime giornate insieme a noi a lottare, a cantare e a darci una mano, perché io ripeto che il pubblico è stato fantastico nel momento in cui sono state partite dove forse meritavamo anche di uscire abbondantemente tra i fischi per le prestazioni fatte, ma il pubblico ci è sempre stato vicino, quindi è un punto importante quello. La squadra viene fatta, la squadra sarà pronta per competere fino alla fine, ma abbiamo bisogno del nostro pubblico e sappiamo quanto il pubblico di Napoli possa essere importante in questa sfida. Come oggi non risparmiamo nulla come notizie, sollecitato anche dall'ottimo Nicola Tolomei, volevo anche dire al Presidente Acanfora che diamo anche qualche notizia che ho saputo, e la cosa mi ha molto colpito, che per la prima volta nel basket ci potrebbe essere 3 tipi di magliette per l'ufficio, cioè diamo ancora una notizia, quindi vuol dire le magliette non saranno 2, le classiche, ma addirittura 3, non so se puoi spoilerare qualcosa. È vero, mi ero riservato ma qua non si riserva niente perché la maglia è molto importante. Essendo che il Presidente ci tiene tantissimo, le maglie saranno 3, rispetteranno fedelmente i colori sociali, rispetteranno fedelmente i loghi istituzionali e ci saranno delle varianti di stile dove realmente sul rettangolo da gioco si farà la differenza non solo sportiva,
quindi auguro dei risultati eccellenti, ma anche la differenza di immagine con l'abbigliamento. La presentazione è stata rinviata affinché Così facciamo venire un'altra volta, li facciamo un altro omaggio. e No, verranno la faremo alla o ma- presentazione della squadra. Alla presentazione della squadra Sicuramente. sicuramente, anche perché noi da qua parliamo, ma poi gli addetti ai lavori sudano freddo, che possiamo dire qualcosa che possa andare fuori dagli standard, quindi però abbiamo delle idee molto carine e secondo me abbiamo una maglietta che, se va come l'abbiamo pensata, possa riscuotere molto successo ai nostri tifosi, perché richiama un po' dei colori che in Napoli sono molto affezionati. Oltre la maglietta, Federico, anche il vestiario per le trasferte, perché quando si arriverà a Milano, Fa freddo. che fa freddo per loro, ma sportivamente arriveremo prontissimi, dovranno dire wow, un'affermazione tipica nostrana, ma anche loro, di dire che bella immagine con i prodotti, perché la sponsorizzazione di Givova non deve essere una semplice sponsorizzazione tecnica, è voluta ed è sentita veramente questa sponsorizzazione con Napoli Basket. Ci credevamo tantissimo, ci hanno lavorato tantissimo per tanto tempo, i contatti sono stati continui e perseveranti. Volevamo portare un'altra volta il logo Givova sulla maglia del Napoli Basket e per farvi toccare con mano non solo ai giocatori ma anche ai tifosi di quello che Givova può fare per il Napoli Basket. Io prendo spunto da questo per dire che, ritorno sulla sinergia, per noi è fondamentale creare sinergie con società campane, ma a 360 gradi. Se noi riusciamo a fare sinergie tra tante società campane, portiamo i loghi di queste società in tutta Italia, dando spazio alla Campania. Noi, quello che dice Giovanni è giusto, noi se arriviamo con un certo abbigliamento, una certa cosa, facciamo vedere l'importanza di un marchio come Givova e facciamo vedere l'importanza che anche in Campania riusciamo a fare cose importanti. Questo io credo che sia il segnale fondamentale da dare, cioè noi dobbiamo creare tante sinergie e dobbiamo fare in modo che questa regione, che già è bellissima, che ha tante cose, possa portare avanti il suo nome e nessuno si debba vergognare di portare avanti il nome di Napoli, di Scafati, di Salerno, di Avellino, di tutte le società, di tutte le regioni campane, e quindi far sì che possiamo essere orgogliosi di portare in giro per l'Italia la Campania e un giorno speriamo in giro per l'Europa. Ci sono altre domande, se no possiamo ovviamente chiudere ringraziandovi per la partecipazione. Non so se Claudio poi vuole fare un approfondimento, sta bene così, vabbè, grazie a tutti ragazzi, grazie mille.